Tragedia di Musile, mercoledì mattina a Castelfranco l'addio alla 18enne morta nello schianto al ritorno dalla discoteca, ancora gravissime le condizioni del fidanzato Alberto Antonello. L'incidente in A13 costato la vita ad un'intera famiglia di Schio, gli amici ricordano Anna e Daniele, la loro era una storia d'amore come quella dei film. Due ragazzini, forse per noi, hanno dato fuoco ad un clochard mentre un terzo riprendeva la scena con il telefonino. Due di loro sono minorenni, è accaduto a Chioggia. La vittima fortunatamente non ha riportato gravi lesioni. Tragedia ieri sera a Veronella, 44enne sale sul tetto della roulotte per sistemare l'antenna e viene raggiunto da una scarica elettrica. L'uomo muore folgorato. Ruba un'auto a Treviso, poi tenta di speronare le volanti della polizia per fuggire. Alla fine scappa a piedi ma viene raggiunto e bloccato in manette un 35enne rumeno. Il Teatro Olimpico di Vicenza torna a risplendere, restaurati il portale d'ingresso e le mura di cinta del giardino. Istituto Pio XII di Misurina a rischio chiusura, il sindaco chiede l'interessamento del segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin che promette il suo impegno. Primo appuntamento con l'informazione di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati. Apriamo dunque con la tragedia di Musile di Piave perché mercoledì mattina ci sarà l'addio alla 18enne uccisa nello schianto al ritorno dalla discoteca, mentre rimangono ancora gravissime le condizioni del fidanzato Alberto Antonello. L'attesa per le sorti di Alberto, il dolore per Giulia, a cui l'intera città darà l'ultimo saluto mercoledì mattina in Duomo a Castelfranco Veneto. La cerimonia funebre, che sarà celebrata da Don Franco De Marchi, parroco di San Floriano, quartiere in cui vive la mamma della ragazza, Renata, è fissata per le 10:30. La giunta comunale deciderà oggi come ricordare la giovane. Di certo è prevista una partecipazione significativa dell'amministrazione all'ultimo saluto alla ragazza, morta venerdì mattina alle 8 nello schianto contro un albero della Mercedes classe A su cui viaggiava insieme al fidanzato Alberto, 19 anni, a cui era stata ritirata la patente poche ore prima perché per andare in discoteca a Jesolo a festeggiare Halloween in quella macchina erano saliti in 6 e lui al volante era stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. Gli era stato consegnato il permesso di guidare utile per rientrare a casa compiendo il tragitto più breve. I due giovani avevano lo stesso voluto trascorrere la serata in discoteca, poi il tragico rientro al mattino con lo schianto a Musile. Lei morta sul colpo, lui in coma. I medici dell'ospedale All'Angelo di Mestre lo tengono sedato per valutare le conseguenze sugli organi interni dei violenti traumi subiti. Il suo risveglio è stato per questo rinviato. È risultato in stato di ebbrezza Alberto, 0,76 microgrammi di alcol nel sangue, quando per i neopatentati il limite, se così lo si vuole chiamare, è lo 0. Ma non definite mio figlio delinquente, lo difende il papà Franco Antonello, secondo il quale il 19enne è stato attaccato alla stregua di un criminale solo per aver avuto uno spinello in tasca. E torniamo adesso a parlare dell'altra tragedia che si è consumata nel fine settimana lungo l'autostrada A13, dove a perdere la vita è stata un'intera famiglia di Schio, mamma, papà e la loro figlioletta di 5 mesi. Gli amici li ricordano come una coppia dall'amore simile a quello che si racconta nei film. Veramente sconvolgente. E Anna era il sole e la sua bimba era il suo raggio. Diletta si chiamava, quindi è una famiglia distrutta. Sembra difficile. La notizia della tragedia ha sconvolto la comunità di Schio. Qui era nata Anna Pieropan 29 anni fa e qui vivono ancora i suoi genitori, Roberta e Luigi. Mi metto un po' nei panni della famiglia, ne ho una che ne ha 17 e mi viene il panico. E proprio dai genitori si è subito recato il sindaco di Schio a portare conforto e solidarietà. Abbiamo portato giustamente anche la nostra vicinanza alla famiglia e messo a disposizione quello che possiamo fare anche per il supporto psicologico per affrontare questo difficile momento. Con il sindaco anche l'assessore Barbara Corzato, che era stata compagna di studi di Anna. Anna era una persona solare, piena di vita e sempre disponibile nei confronti di tutti, una ragazza davvero dal cuore grande che si faceva in quattro per gli altri. Sì, una famiglia molto stimata, molto impegnata, ben voluta da tutti. Erano impegnati nella ristrutturazione di una piccola casa immersa nel verde e quello sarebbe stato
il loro nido. Ed eccolo qui il nido dove si erano trasferiti Daniele ed Anna poco meno di 2 anni fa. Stavano ristrutturando ancora con pazienza ed amore questo rustico tra i colli di Torreselle, frazione di Isola Vicentina. Qui era arrivata Diletta, ad attenderli invano il loro cane. Qui oggi il sindaco ha immediatamente comunicato a tutti la notizia. Stiamo valutando l'opportunità del lutto cittadino, che è comunque un sentimento di vicinanza che credo sia da valutare anche con la comunità di Sovizzo e di Schio, da cui i ragazzi erano originari. L'arrivo di questi giovani non era passato inosservato. Quando ho visto la coppia di Anna e Daniele ho visto una coppia felice, quelle per cui si può anche provare delle sane invidia. Devo dire che la loro è stata una storia come quella dei film. Ci spostiamo a Chioggia, dove 3 ragazzini, o meglio 2 ragazzini, hanno dato fuoco ad un clochard mentre il terzo riprendeva tutto con il telefonino. Ci racconta questa terribile vicenda Filippo Fois, buongiorno. Sì, buongiorno. Non hanno impiegato molto tempo i carabinieri ad individuare i giovanissimi che un paio di notti fa hanno dato fuoco ai capelli di un senza tetto a Chioggia. Si tratta di 2 minori e di un maggiorenne. Come spesso accade in questi casi, di pari passo con il livello della bravata c'è anche la sua immediata condivisione in internet, sui social network, in un breve filmato diventato subito virale, cioè come è di moda dire oggi, cioè molto visto e commentato, in cui non solo i protagonisti sono riconoscibili, ma addirittura nell'audio si sente anche pronunciare il nome di uno di loro. La vittima, che fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze, è un clochard di 47 anni, piuttosto conosciuto in città. Nel breve video lo si vede seduto su una panchina pubblica, i giovani si avvicinano alle sue spalle e danno fuoco ai capelli che immediatamente iniziano a bruciare. Ora tutto è passato nelle mani della procura, che dovrà decidere se e come eventualmente agire nei confronti dei responsabili. Con questo per ora è tutto, linea allo studio. Grazie a Filippo Fois. Tragico incidente ieri sera nel Veronese, un 44enne è salito sul tetto della sua roulotte per fare alcuni lavori ed è stato colpito da una scarica elettrica, è morto folgorato. Spetterà ai carabinieri ricostruire cosa sia accaduto ieri sera nel giardino di un'abitazione di Veronella, dove ha perso la vita un 44enne. L'uomo era salito sul tetto della sua roulotte per effettuare alcuni lavori, sembra stesse sistemando l'antenna quando improvvisamente è stato colpito da una potente scarica elettrica. L'uomo è caduto a terra e, nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del SUEM che hanno tentato a lungo di rianimarlo, per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare. Sconvolti i genitori che abitavano con il 44enne, che ora piangono la sua morte per una tragica fatalità. Ruba un'auto e tenta di speronare le volanti della polizia. Arrestato un 35enne rumeno, è accaduto a Treviso. Arrestato per furto aggravato di autoveicolo e denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e per guida in stato di ebbrezza. È finito così il sabato per un 35enne rumeno che intorno alle 7:30 era stato visto da un residente mentre tentava di forzare la portiera dell'auto di un vicino. Immediata la chiamata alla questura, pochi minuti, e sul posto arrivano 2 volanti che sbarrano la strada all'uomo, che nel frattempo era riuscito a mettersi al volante della Land Rover mettendola in moto. Alla vista degli agenti, anziché fermarsi, ha tentato più volte di speronare i mezzi dei poliziotti senza riuscirci. A quel punto è sceso dall'auto tentando di fuggire a piedi, ma è stato immediatamente raggiunto e bloccato. Portato in questura, gli uomini delle volanti gli hanno trovato addosso, nascosto all'interno del giubbotto, un coltello. Il 35enne è stato trovato anche in stato di ebbrezza, con un valore 5 volte superiore ai limiti di legge. L'avvocato di Felice Maniero ha depositato questa mattina istanza al Tribunale del Riesame di Brescia per chiedere l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare che nelle scorse settimane ha fatto finire in carcere l'ex boss del Brenta, accusato di violenza domestica nei confronti della compagna. Maniero nel frattempo è stato trasferito dal carcere di Bergamo a quello di Voghera. Per gli episodi contestati siamo davanti ad una misura sproporzionata, ha detto l'avvocato Luca Broli, difensore appunto di Maniero. Torniamo a parlare dei furti, della raffica di furti a Treviso e in provincia. Arriva la risposta del prefetto e del sindaco della città di Treviso, Mario Conte.
Vorrei sapere se si può agire un pochino come prevenzione individuare da dove parte tutta sta marea di furti, perché io non mi sento sicura sinceramente. Una richiesta chiara alle istituzioni da una delle tante vittime di furti in casa. A lei è toccato l'altra sera, casa a soqquadro e alcuni oggetti ricordo in oro spariti. Ma individuare i responsabili non è l'unica richiesta. E poi vedere anche, non so, di presidiare un po' di più, non lo so, adesso vedremo, faremo anche una riunione di condominio, vedremo cosa si può fare perché siamo preoccupati, insomma. E soprattutto a questa preoccupazione che ha voluto rispondere oggi il prefetto. Sono state disposte un'intensificazione di servizi anche con dei servizi mirati da parte delle forze dell'ordine, in particolare dei carabinieri. Chiaramente i risultati non vengono subito, statisticamente questo è il periodo in cui c'è una recrudescenza dei furti. Più presenza è stata anche la richiesta del vicino di casa della 91enne visitata dai ladri mentre era a letto. Questi episodi sicuramente lasciano il segno. Se qualche presenza maggiore delle forze dell'ordine ci aiuterebbe a stare più tranquilli. Dal sindaco, oltre alla solidarietà, l'annuncio di fatti concreti. Anche nell'ultima giunta sono stati deliberati altri 106.000 euro per le videocamere di sorveglianza e per esempio in occasione della festa di Halloween abbiamo intensificato i controlli nel territorio mettendo in strada 4 pattuglie che hanno pattugliato tutto il territorio. Fondamentale per tutti il controllo del vicinato. Abbiamo visto che i sindaci hanno molto a cuore questa problematica, ovviamente parecchi comuni che prima non l'avevano fatto stanno aderendo al famoso protocollo. Prefetto che proprio sul controllo di vicinato prende come esempio il condomino che a Fiera ha soccorso la 91enne. Speriamo che non debbano essere questi gli eventi per cui ci si riappropria un po' di questo sentimento, no? Di avere cura di chi ci sta vicino. Partono in questi giorni le prove per assumere 21 nuovi vigili urbani a Padova, previsto anche un test di corsa in pista. 765 candidati per 31 posti sono i numeri del concorso per vigile urbano aperto dal Comune di Padova. 22 neoassunti saranno agenti semplici, 9 invece gli ufficiali. In questi giorni partono le selezioni che inizieranno con i test atletici. In pratica, sulla pista del nuovo stadio Colbacchini all'Arcella, i candidati dovranno superare la prova di corsa sui 1000 metri con un tempo massimo consentito di 4 minuti e 25 secondi e una serie di piegamenti sulle braccia. Quindi, per chi supererà la prova si passerà a quelle scritte e orali, un test di cultura generale, un esame sulle norme che regolano la polizia locale, infine un colloquio con gli esaminatori. Gli agenti dovranno avere meno di 35 anni e almeno un diploma di scuola superiore. La scelta finale dovrebbe avvenire entro la fine di novembre. Con queste assunzioni l'organico della polizia locale di Padova arriverà a 270 uomini e tornerà così ai livelli di 2 anni fa, numero poi calato per effetto di trasferimenti e pensioni. Con i nuovi arrivi verrà potenziato il servizio di controllo delle zone calde della città, come la stazione, Borgomagno e l'Arcella. Esce allo scoperto con toni polemici nei confronti del primo cittadino di Padova, una sigla sindacale della polizia che chiede a Giordani un impegno più concreto. Duro attacco del sindacato di polizia FSP al sindaco di Padova, Sergio Giordani. Secondo la Federazione Sindacale di Polizia, infatti, non sarebbe solo merito del primo cittadino la scelta della nuova sede per la questura in via Anelli e l'innalzamento della stessa in fascia A, con conseguente arrivo di più uomini e mezzi. Il sindacato chiede a Giordani di occuparsi piuttosto della sede per i cani poliziotto e dei parcheggi per gli operatori dell'ufficio immigrazione, attualmente quasi inesistenti. L'FSP chiede a Giordani di attivarsi per far avere ai poliziotti padovani più attrezzature, mezzi e dotazioni, da tempo insufficienti, e di lasciare al questore il compito di trattare con governo e ministero. Volgiamo pagina. In occasione delle celebrazioni del 4 novembre in Piazza Borsa a Treviso è stato allestito uno spazio che ripercorre la storia dell'Arma dei Carabinieri attraverso le divise storiche. Una vetrina allestita in Piazza Borsa a Treviso in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, giorno dell'Unità Nazionale delle Forze Armate, uno spazio nel quale i cittadini potranno scoprire qualcosa in più dell'Arma dei Carabinieri, un modo, ci dice il comandante della stazione di Treviso, il luogotenente Fantini, per far sentire ancora di più la presenza e la vicinanza dei militari sul territorio. Abbiamo deciso di allestire un angolo
qua nella città di Treviso, dove abbiamo messo tre uniformi che raccontano la storia dell'arma dal 1800 ai giorni nostri. La storia dell'Arma dei Carabinieri raccontata attraverso 3 uniformi storiche, equipaggiamenti e oggetti originali dell'epoca di riferimento. La prima perché racconta l'unità d'Italia, la seconda divisa in grigio-verde è quella che utilizzata durante il primo conflitto mondiale, che qua è molto sentita. La terza divisa è quella che viene utilizzata nei servizi di ordine pubblico, tra cui anche nelle missioni internazionali, tra le quali quella di Nassiriya. Secondo il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, l'autonomia dei veneti è possibile, ma bisogna attendere un altro governo. Il governo centrale non ha voluto dare risposte e adesso questo governo ha in mano il pallino, per cui deve dare una risposta ai veneti che in maniera chiara, netta e determinata hanno detto che vogliono l'autonomia. Così parlò Francesco Rucco. Il sindaco e presidente della provincia di Vicenza lancia al governo un messaggio. Servono risposte sull'autonomia. Sono passati 2 anni dal referendum in cui i veneti chiesero a gran voce la riforma. Vicenza fu la città e la provincia con la maggiore affluenza e il più alto numero di sì all'autonomia. Io credo che il Presidente stia lavorando in direzione Zaia di dare delle risposte ai veneti, è una partita comunque difficile, vista anche la posizione del Ministro Boccia che ha detto chiaramente che la sua visione è diversa da quella dei veneti. Dal governo al Veneto la visione è decisamente diversa. Per Francesco Rucco però non è il Veneto che deve cambiare modello di autonomia, ma è il governo che deve cambiare perché il Veneto ottenga l'autonomia. Questo governo non credo che darà le risposte che ci aspettiamo come veneti e quindi sarà importante attendere sicuramente un governo diverso. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per parlare di agricoltura e del crollo della produzione di olive nella Marca trevigiana fino ad un 95% in meno. Il 2019 si chiuderà con il bilancio più disastroso degli ultimi anni, denuncia la Confagricoltura. La riduzione si attesta in provincia di Treviso tra il 90 e il 95% in meno di produzione delle olive, quindi sicuramente una situazione grave. A memoria non abbiamo mai avuto una riduzione, una produzione così scarsa. Gli olivicoltori della Marca devono fare i conti con un 2019 da dimenticare, ma il settore, a parte la parentesi della stagione 2018, la migliore in assoluto, veniva già da 3 annate di scarsa produzione dovute al fenomeno del disseccamento degli ulivi e quello della cascola. Quest'anno si sono aggiunte la presenza della mosca olearia, l'insetto più dannoso per gli ulivi, fitopatie e un clima non certo favorevole. Sicuramente un'annata che è partita con un maggio molto freddo e che poi è esplosa in un giugno caldissimo. Dare la colpa solo al clima è molto difficile. Tanti olivicoltori quest'anno non metteranno neppure le reti a terra per la raccolta. Sul mercato sarà molto difficile trovare un olio d'oliva delle colline trevigiane perché la materia prima è completamente mancata. Se il problema continuerà a persistere, spiega Zaninotto, molti coltivatori si troveranno costretti ad eliminare le piante. Comunque si pensava a una coltivazione almeno minimamente remunerativa, adesso siamo nel punto in cui è un peso economico avere degli ulivi. Sabato vi abbiamo documentato l'intervento del segretario di Stato Vaticano, Cardinale Parolin, in occasione dell'anniversario da 1 anno di Vaia a Belluno. Ebbene, a margine dell'incontro il sindaco di Auronzo ha sollecitato ancora una volta l'intervento del Vaticano affinché l'Istituto Pio XII di Misurino non chiuda i battenti. Può essere magari un coinvolgimento del Bambino Gesù di Roma perché fa parte della rete di Misurino. Credo che hanno già degli accordi, hanno una convenzione, delle collaborazioni con il Bambino però sono Gesù, solo 20-25 bambini che vengono inviati ogni anno, sono pochi, quindi non lo so. Vabbè, su questo si può vedere. Io già mi sono speso per Misurino, continuerò a spendermi.
Sul futuro dell'Istituto Pio XII di Misurina, la prima cittadina di Auronzo non molla la presa, nonostante la recente conferma del contributo regionale di 1.200.000 euro per i prossimi 3 anni. L'Opera Diocesana di Parma, che dell'istituto è proprietaria, non ha ancora revocato la decisione di chiudere il prossimo 31 dicembre e perciò i contatti e le relazioni sono ancora fondamentali per scongiurare l'epilogo già scritto. Al segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin, Tatiana Paes-Becker ha consegnato una missiva. Io mi sono fatta portavoce di tutte le preoccupazioni dei genitori soprattutto, ma anche dei dipendenti, perché non è sufficiente che la Regione abbia stanziato 1.200.000 euro per il triennio, è necessario adesso davvero che i pediatri mandino i bambini a Misurina per cercare di mantenere aperto l'istituto. Un appello rinnovato e accorato, quello della sindaca, che al cardinale Parolin ha chiesto un intervento anche attraverso il Bambin Gesù di Roma. Sul caso Misurina incombono come macigni le parole della direttrice Elena Cardinali, che in questi mesi ha portato avanti la trattativa fianco a fianco con il presidente della regione Luca Zaia. Non è stata revocata la data della chiusura e anche i genitori sono molto preoccupati e mi hanno chiesto un incontro proprio per la settimana prossima. Grande lavoro di restauro per le mura esterne del Teatro Olimpico di Vicenza. Teatro Olimpico, dal passato al futuro. L'ultima opera di Andrea Palladio, uno dei suoi più grandi capolavori, oggi torna a risplendere grazie al maquillage del portale d'ingresso e delle mura di cinta del giardino. Un risultato incredibile, frutto, devo dire, dell'aiuto degli amici del museo, che vanno assolutamente ringraziati, che hanno messo a disposizione un fondo importante, poi aiutati dall'amministrazione, e il risultato è finalmente il restauro del portale d'ingresso al Teatro Olimpico, cartina di presentazione del Teatro Olimpico, che è il teatro più bello del mondo, di cui noi siamo orgogliosissimi. Il teatro più bello del mondo, più di 60.000 euro di investimento solo per questo intervento, che ha visto risistemare il portale del Teatro Olimpico appunto di Vicenza e la mura di cinta frontale che guarda Corso Palladio. Quello di oggi è un restauro costato 63.000 euro, a cui ne seguirà un altro nel 2020 con il completamento della riqualificazione della parte alta del muro, il rifacimento di alcune stuccature e l'eliminazione delle macchie nere degli anni. Insomma, il primo teatro stabile, coperto dell'epoca moderna, torna a risplendere come quando fu inaugurato nel 1585. Il tempo è passato, non la grandezza del Teatro Olimpico. Record di ascolti per il documentario Veneto in ginocchio, prodotto dalla nostra emittente, è andato in onda sabato sera su Antenna 3. Raccolte le voci, le immagini, i suoni di quei giorni di devastazione durante i quali dal bellunese al vicentino, dal veneziano al padovano si è fatto i conti con la devastazione della natura, la pioggia, il vento che ha cambiato l'aspetto della montagna bellunese. Tantissimi telespettatori che si sono collegati alle 21:15 per rivivere quei giorni, quelle ore drammatiche che Antenna 3 un anno fa aveva documentato con una diretta ininterrotta per tenere aggiornate la popolazione. Vi ricordo l'appuntamento subito dopo di noi con una nuova puntata di Ore 13 per conoscere meglio la vita, le difficoltà, le aspettative di alcuni imprenditori italiani. In studio Luigi Susini, imprenditore del settore della termoidraulica, Boris Caldart del settore energia e Massimo Pulin, imprenditore del settore sanitario. Poi torna puntuale questa sera 20:10 in studio Gianangelo Bellati, presidente del Movimento Venezia Autonoma, e Gianfranco Gramola, portavoce del movimento Una Unica. Si parlerà del referendum per la separazione di Venezia e Mestre. Poi a seguire dalle 21:15 come ogni lunedì Ring, la politica alle corde, in studio Gianangelo Boff, commissario provinciale della Lega di Treviso, la senatrice Daniela Sbrollini di Italia Viva e ancora l'onorevole Nicola Pellicani del Partito Democratico e Cristian Ferrari, segretario generale della CGIL Veneto. Adesso previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Benvenuti al Meteo. Inizio di settimana con tempo in miglioramento rispetto al weekend, salvo per una residua instabilità. Vediamo dunque il dettaglio di lunedì 4 novembre.
Sul Veneto al mattino qualche foschia sulle vallate alpine e locali piovaschi invece sulle pianure. Più asciutto e soleggiato nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 7 e 12 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 16 e i 19 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo qualche temporale a carattere sparso al mattino, alternato a pause più asciutte invece dal pomeriggio. Temperature minime tra 11 e 15 gradi, massime oscillanti invece tra i 16 e i 17 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo un ampio soleggiamento dappertutto, il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui 5 gradi, massime tra 16 e 17 gradi circa. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione, arrivederci.